Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, fra Slovenia e Italia, vi porto su strada. Ma che spettacolo! Nel primo giro vero con l'SL8. Sono Campiero e fare la salita dei frutti casca perfetto perché è stata l'ultima salita lunga che ho fatto con l'Ethos. Se non avete visto il video andate a vedervelo, vi lascio linkato nella icona in alto a destra. Sono abbastanza stanco della settimana, sono forse uscito un po' troppo, ho dormito poco, fa caldo, però ma che spettacolo. Proviamo questa SL8. Battiti abbastanza alti per fare 250-280 watt, sempre sopra 155, infatti l'accuso. Questa è la vista e in primo piano io che sto per detonare. Fatica oggi. Che fatica. Che caldo. Cacchio. Mai sudato così tanto. Considerato anche un po' di vento. Madonna. Puttana. Ha fatto lo stesso giro dell'ultimo giro con l'Ethos. Roglic sul San Luca. Roglic sul San Luca. Grande Piero. E lui veramente va forte quest'anno.
Rossi Gibernau. Ciao. Ciao. Come Nibali. Oh, direzione gradisca. Compagnia. A te. Bravo, bravo. Dove sei? Noi siamo di qua vicino a Monfalcone. Ah, Eravamo ai frutti. ah, ok. Tu? Nova Gorica. Prima salita? Sì. E domani come si dice? Io va a mare. Giusto. È finita. Giusto, giusto. Grazie. Ciao. I'm gone, I'm dead. Con... Grande! Come Tadei?
portoni. Ho fatto un lap su uno strappetto a 300 watt che ovviamente non ho filmato perché non ho premuto. Tanto sta bici è incredibile. Quando dico veloce, dico che sto facendo 130 watt, adesso 160, controvento, e comunque sto costantemente sui 31-32 all'ora, con le ruote C38, che sono profilo diciamo basso, non troppo alto almeno, e pesanti, sicuramente si può limare. In più manubrio da 42 e non aerodinamico come manubrio, quindi sono sicuramente molto largo di mani, infatti ci casco un po' dentro, però sto aspettando un manubrio nuovo, quindi da questo punto di vista stay tuned. Poi altro feedback, che era una cosa che forse ignorantemente un po' mi spaventava: la bici è molto scattante, molto reattiva, come dicevo ti dà quel feeling di velocità, ma è dolce sull'asfalto, probabilmente anche per effetto delle ruote appunto non troppo alte di profilo e un po' pesanti, stagne, inteso in questo senso. La Ethos era leggera, con le ruote a profilo alto, e su certi variamenti così vibrava come un violino, ma non cantava. Poi l'ultima cosa, ma l'avrete visto in discesa, la bici è veramente facile da guidare e in discesa è assurda, cioè in posti stacchi, molli il freno davanti, ti inizi a buttare in curva, in posti per andare alla corda, molli il freno, rilasci, come rilasci la bici fa quello scalino in più di inclinazione, stabilissima, e si butta in curva. Una roba lì, una figata, bellissima da guidare, per quello dico facile. Primi 100 continuativi con l'SL8 e anche primo test strade bianche. Facciamo subito vedere la bici che cosa l'aspetta. La abituo da subito alle mie pazzie, più che altro se voglio chiudere il cerchio con quel famoso evento sterrato a marzo, devo abituarla. Quindi primi feedback, direi che ci siamo. Fatemi sapere che ne pensate. Per adesso
dopo questi primi 100 abbondanti sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare tutto quel percorso di piccoli upgrade per tornare un po' sul livello di allestimento della Ethos, ma anche per appunto capire cosa cambia fra un componente e l'altro. La cosa che mi ha stupito di più, o meglio le due cose che mi hanno stupito di più, sono le ruote 38, che non pensavo fossero così, diciamo, performanti nel tenere la velocità, e il telaio. E se mi seguite anche su Strava, oltre a vedere dei record di potenza causa misuratore di potenza che non ho mai avuto, vedrete che anche sulle salite, sugli strappi, grande bici. Ci vediamo al prossimo video.